Allora possiamo dare inizio a questo Consiglio Comunale del 4 novembre 2017. Ringrazio e saluto i consiglieri, li ringrazio anche per la puntualità e per la loro partecipazione, saluto il pubblico che ci sta seguendo dalla sala consigliare e anche il pubblico che ci saluta da casa. È un Consiglio Comunale, diciamo, particolare. Vi ricordate che già nel Consiglio Comunale del 27 dicembre dello scorso anno il Consiglio Comunale intero di Vittorio Veneto, votando all'unanimità, aveva compiuto un passo importante nella direzione della riabilitazione dei fucilati di guerra. Ora si appresta ad onorare, anche se simbolicamente, tutti coloro che hanno scritto questa memorabile pagina di storia della Prima Guerra Mondiale, della quale il prossimo anno ricorre il centenario del termine. Quindi vi ringrazio ancora e do la parola subito al signor Sindaco. L'appello, segretario. Buongiorno. Botteon Adriano. Assente giustificato. Carnelos Graziano. Presente. Costa Giulia. Dare Gian Antonio. Darcier Caterina. Presente. De Bastiani Alessandro. Presente. De Valier Fabio. Presente. Dus Marco. Presente. Fasan Bruno. Presente. Fiorin Fiorenza. Presente. Maset Giuseppe. Presente. Posocco Gianluca. Presente. Sant'Antonio Paolo. Presente. Saracino Matteo. Assente giustificato. Sonego Elisa. Presente. Tocchet Silvano. Presente. Tonon Roberto. Presente. 15 presenti e 2 assenti, giustificati. Bene, signor Sindaco. Scrutatori, Darcia Caterina, Dus Marco e Posocco che accettano. Pregiatissimi consiglieri, la seduta odierna rappresenta un momento particolarmente importante per la nostra città. Con l'attribuzione della cittadinanza onoraria alla memoria a tutti coloro che combatterono nel Regio Esercito e nella Regia Marina nel corso della Grande Guerra, noi ci poniamo nel solco di quanto fatto già in occasione del 50° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Come allora, anche oggi saldiamo un debito di riconoscenza, un debito che, come disse il professor Aldo Toffoli, allora sindaco della nostra città, si è acceso il 30 ottobre 1918 quando, per via del Fante, entrarono, sotto la guida di Francesco Saverio Grazioli, arditi bersaglieri, cavalleggeri, lancieri, fanti e artiglieri, liberando la nostra città. Quell'ingresso, celebrato con un prolungato scampanio delle 2 uniche campane superstiti del Duomo, segnò in un unico momento la fine dell'Ande Afan, che tanti lutti e drammi causò nei nostri territori, e quella della Grande Guerra in Italia e nel mondo. Ora che i reduci di quegli anni non ci sono più e solo alcuni di noi hanno potuto ascoltare dalla loro viva voce il racconto di quei tragici fatti, l'onere di tenere viva la memoria e di far conoscere alle nuove generazioni quanto avvenne ricade su di noi, su ognuno di noi. Rinnovando oggi il voto fatto nel 1968, diveniamo tutti sacrario della memoria, ma un sacrario vivo, oso dire, non un mero custode silenzioso del passato. Il nostro è un omaggio riconoscente e commosso al sacrificio di tanti, alle prove di senso dell'onore e del dovere, ai piccoli grandi eroismi, conosciuti e sconosciuti, ma anche alle fragilità e alle paure offerti da tanti, contadini, operai, emigranti, analfabeti, persone semplici divenute improvvisamente soldati in risposta al richiamo della patria. Quello che oggi siamo chiamati a riconoscere con il nostro atto di conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria ai combattenti della Grande Guerra, a 6 milioni di italiani che oggi non sono più tra noi, è il loro enorme sacrificio per il bene del Paese. Questi nostri avi in uniforme, scarsamente armati e ancor peggio equipaggiati, pur consapevoli a volte della grande superiorità numerica, addestrativa e di equipaggiamento del nemico, non si tirarono indietro,
ma fecero il loro dovere fino all'ultimo e in molti casi oltre 650.000 sacrificando la propria vita. Dalle trincee dell'Isonzo alla Bansizza, da Asiago alle vette delle Dolomiti, in quella guerra bianca che rappresentava un unicum del fronte italiano, dalle gallerie ai forti al fango del Piave, questi uomini, a volte non ancora diciottenni, sopportarono sacrifici indicibili. Famiglie distrutte, vedove, orfani, vite segnate irrimediabilmente, lutti, fame, distruzioni. Furono queste le conseguenze per un paese che si scoprì comunque più unito, consapevole e coeso di fronte ad un conflitto di proporzioni mai viste prime, che per la prima volta coinvolgeva direttamente le grandi masse popolari e mieteva vittime non solo tra gli eserciti, ma anche nella popolazione civile. Vittorio Veneto rappresenta da sempre per l'immaginario collettivo nazionale e internazionale un momento chiave per la storia italiana. La nostra città è indissolubilmente legata alla vittoria dell'omonima battaglia, che segnò la fine delle ostilità e il ritorno della pace nel mondo. Se così è, tutto ciò lo dobbiamo a chi quel conflitto lo combatté. Un conflitto tanto tragico da essere la causa coi totalitarismi del Novecento di un'altra guerra mondiale, la seconda. L'Europa sacrificò a questa guerra oltre 10 milioni di vite umane, senza contare le vittime civili, mai precisamente contate, e quanti, debilitati dalle privazioni del conflitto, perirono per la spagnola. Ma l'orrore per queste morti e per quelle del secondo conflitto mondiale fece sì che nascesse la consapevolezza concreta della necessità di un'Europa diversa, di un mondo nuovo. Comunità Europea prima e Unione Europea dopo, insieme alle Nazioni Unite, sono realtà che hanno garantito all'Europa un lunghissimo periodo di pace, tanto che nessuno di noi, colleghi di questo Consiglio e Giunta, ha visto coi propri occhi la guerra combattuta sul suolo europeo. È un privilegio enorme che è nostro dovere difendere a tutti i costi e garantire alle nuove generazioni. Chi non ha memoria non ha futuro, e se a chi non c'è più non possiamo rendere la vita, dobbiamo certamente al ricordo quale indirizzo del nostro presente. Grazie. Grazie signor Sindaco. La parola quindi ai consiglieri. Consigliere Carnelos, prego. Sì, rompo il ghiaccio e vi devo dire che questo è un giorno solenne e me lo immagino e lo penso non come un giorno di retorica, non come un momento di solo ricordare. Il sindaco diceva che è importante il passato perché solo ricordando il passato noi possiamo costruire un futuro migliore. E vi dico che sono un po' emozionato, non avrei mai immaginato che col mio voto oggi diamo la cittadinanza onoraria al mio bisnonno. Tutti noi forse avremo parenti, avi. Io ce n'ho uno, è il mio bisnonno materno, Fioravante Piovesana. È morto, anche qui ironia della sorte, il 12/11/1918 in una caserma di Parma, morto di spagnola. Era partito dopo Caporetto e il sindaco diceva che i nostri abiti ci tramandano. Io non è per vezzo, ma credo così per rendere attuale quelle che sono state le vicende di 100 anni fa. E qui mi viene in mente che oggi, parafrasando Gabriel García Márquez, premio Nobel dei 100 anni di solitudine, noi oggi ricordiamo 100 anni di gratitudine.
per chi ha fatto l'Italia. E allora in questi 100 anni di gratitudine, per ricordare un qualcosa di vero, allora nel 92 la mia prozia, Suor Gabriella Piovesana, che era figlia di Fioravante, ero stato eletto sindaco, mi scrive così e dice: il Signore mi fa ricordare una lontana notte del 1917, mentre infuriava la Grande Guerra, con la sconfitta di Caporetto. In casa nostra si riunirono alcuni padri di famiglia, tra questi Giuseppe Cao. La riunione era indetta per decidere se partire o meno, andando al di là del Piave, prima che crollasse il ponte, o rimanere come imboscati nelle loro famiglie, considerati poi disertori. Io avevo allora 11 anni, ma il quadro mi rimane impresso. Ricordo benissimo la scena. Venne dentro nonno Pietro e disse con l'autorità di consigliere che gli era propria: partite tutti subito, non fate ripensamenti, quello è il vostro dovere, ricordatevelo sempre. Ora purtroppo questi valori sono in decadenza, ma allora valevano. Partirono infatti tutti, subito, prima che crollasse il famoso ponte del Piave. Purtroppo il babbo e qualche altro non fecero più ritorno. Il nonno sofferse, non poco, ma con santo orgoglio, sapendo di soffrire per la patria che amava. Il resto lo puoi immaginare. La nonna Anna sembrava impazzita, mentre la mamma Olga fu la fede a sostenerla. Vedova a 31 anni, con 6 figli, una delle quali, l'ultima, mio padre, non ebbe il piacere di vedere. Sapeva solo che era nata, ma morì poi un mese dopo di lui. La nostra mamma è stata veramente come la donna forte del Vangelo, io direi meravigliosa. Tutti infatti l'abbiamo ammirata fino a 90 anni. E chissà quante famiglie come questa, con i figli da allevare, piccoli, dopo l'anno della fame, come diceva il sindaco. Io credo che oggi sia giusto rammentare e ricordare. E pensando al futuro mi piace pensare a questi morti a cui noi diamo la cittadinanza di Vittorio. Vittorio nota come città aperta, città per tutti. Mi piace pensare che sia una cittadinanza che ha come sua radice la pace. Mi piacerebbe pensare che nei successivi 100 anni in nessun municipio d'Italia si diano altre cittadinanze onorarie per la morte in guerra. Ed ecco il futuro che vedo per Vittorio con questa cittadinanza. Proiettare Vittorio come città della pace. Proiettare Vittorio come l'inizio di un'epoca per generazioni, per le future, che non abbiano, come nonna Olga, la ventura di dover piangere morti in inutili stragi. Ungaretti diceva: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Pensate quante foglie cadute in quell'inutile strage. E dico un'ultima cosa che potrebbe essere un messaggio. Noi oggi ricordiamo, noi oggi anche nella cerimonia successiva ricorderemo istituzioni che hanno avuto in Vittorio Veneto la loro sede.
mi piacerebbe che pensassimo insieme se è possibile che uno di quei contenitori che ha contenuto la storia non possa diventare, con l'aiuto di qualche università, di qualche istituzione storica, un centro vivo. Vittorio ha tanti musei e questo, come si può dire, è la fotografia del passato. Proviamo a pensare se è possibile che, dicevo, qualcuno di quei contenitori non possa diventare pensiero vivo per il futuro. Non possa diventare un luogo in cui si richiamano gente non solo per vedere, ma per studiare. Può darsi, voi mi direte che sono il solito sognatore, ma se noi qui siamo politici e la politica se non è sogno non è politica. La politica se non è programmare, se non è avere una vista più lunga di quella che si chiama solo la società civile. Spetta a noi, alla nostra caparbietà, alla nostra volontà, alla nostra perseveranza, fare in modo che i sogni possano diventare realtà. Grazie. Grazie, la ringrazio consigliere Carnelos. Consigliere Darè, prego. Intanto buongiorno a tutti. Siamo qua come al di là delle contrapposizioni che ci vedono all'interno di questo Consiglio Comunale anche in maniera a volte aspra e combattuta, però che questo sia, credo che questo sia veramente un momento importantissimo per la nostra città. All'inizio di quello che è il centenario della Grande Guerra e all'inizio di quello che è stata per il nostro territorio questa immane tragedia, dove diciamo tutti noi abbiamo avuto una parte importante della nostra vita con delle persone che hanno così vissuto questo difficilissimo momento. Ricordo un nonno che era ragazzo del 99 che ha combattuto a Loadina e invece magari, scusate un po' anche un po' di emozione, però è giusto che ci sia. Una nonna che era al di qua del Piave in quello che è stato il momento più difficile di questa storia, ma soprattutto che ha segnato profondamente la storia di queste nostre comunità. Pensiamo a quello che hanno subito sulle montagne i nostri giovani e credo che questo sia un momento importante di dare un conferimento a chi ha lasciato la propria vita per questa guerra che forse è stata giudicata anche inutile e ha fatto 600.000 morti. 600.000 morti che pesano sulla coscienza di chi mandava questi giovani a 17 anni a morire al di là della trincea, sapendo benissimo quando dovevano morire, perché quando arrivavano le razioni di cordiale si capiva che qualcuno doveva morire. Allora questo è un momento importante, ringrazio il sindaco, ringrazio l'amministrazione per aver portato avanti questo importante conferimento a queste persone che sono, ripeto, degli eroi nazionali, sconosciuti, ma che sono stati una parte importantissima del nostro territorio. Il nostro territorio ha cambiato con questa guerra, ha cambiato soprattutto in quelle che erano le forme, perché si è venuti a morire sul Piave o magari sull'Isonzo, si è andati a morire sul Montello, si è andati a morire sul Grappa, non si parlavano, non si conoscevano, avevano lingue diverse, molti non avevano nessun titolo di studio, con l'unica cosa, una bandiera che li ha uniti e li ha mandati a morire. Quindi grazie per questo, complimenti per questa onorificenza.
credo che a nome di tutti, anche come una parte politica, credo anche un po' importante, di fare parte e di condividere questo momento. Quindi non sono che onorato di questo invito e contento di questa onorificenza che dà onore, ripeto, a un nonno che ha salvato la sua vita, ha potuto poi fare un'altra guerra, ha fatto anche la guerra d'Almania, ma è la storia del nostro territorio, è la storia che ci unisce in questi momenti, al di là delle contrapposizioni di qua o di là, con ruoli diversi siamo in questo Consiglio Comunale, ma credo che in questo Consiglio Comunale abbia la capacità di trovare questo momento e dare veramente un valore a questi morti deceduti per questa Italia che magari proprio con la Prima Guerra Mondiale è passata poi in un lento cammino da un'economia agricola a un'economia industriale, dando poi dei benefici al nostro territorio. Siamo un comune importantissimo, la città di Vittorio Veneto è ricordata per la Prima Guerra Mondiale, ha una medaglia d'oro alla Resistenza della Seconda, quindi credo che queste due grandi guerre abbiano formato il nostro territorio, abbiano formato i nostri cittadini, e questo è un momento importante e ringrazio per aver portato avanti questa importante manifestazione e questa manifestazione di interesse per ricordare tutte queste persone che sono decedute. Grazie. La ringrazio, consigliere De Re, per il suo intervento. La parola al consigliere De Bastiani. Prego. Grazie. Allora, in queste occasioni è sempre difficile esprimere parole senza il rischio di cadere in una facile retorica. Allora io ho deciso di affidarmi alle pagine finali, 2 pagine finali, sarò veloce, di Giovanni Commisso, In giorni di guerra, considerato uno dei libri più belli sulla Prima Guerra Mondiale, perlomeno italiani. Per noi ha tra l'altro anche un valore particolare perché Giovanni Commisso ha scritto queste pagine a Vittorio Veneto nell'estate del 1928, quando era in vacanza con la madre nella nostra città. Si riferisce ovviamente al 4 novembre del 1918. Ebbi notizia che il comando di divisione con la mia compagnia, scavalcate le montagne, si trovava nella valle di Schievenin e, preparate provviste di viveri, decisi di raggiungerlo con l'autocarro. Dall'ufficio telegrafico venne di corsa un mio soldato pallido e quasi incapace di parlare, per farmi leggere un telegramma arrivato in quel momento. La guerra era finita. La notizia si diffuse in tutte le case, in tutti gli accampamenti, e i soldati si agglomerarono sulla piccola piazza. La notte scendeva e per tutta la campagna si accendevano fuochi. Sul lato dei monti, un poco alla volta, come la notizia si diffondeva, si vedevano razzi innalzarsi nel cielo e grandi fiammate, come se gli artiglieri bruciassero le balistite e della pianura i riflettori tagliavano pazzamente la notte. Nella piazzetta alcuni trombettieri tentarono di intonare una marcia patriottica. Un soldato di sanità lesse il bollettino e pareva volesse fare un discorso, ma l'ebbrezza e il frastuono ebbero il sopravvento. Partì con l'autocarro, ci volle tutta la notte e il giorno dopo per arrivare fino a Fener. Tanto la strada era ingombra di carriaggi e di truppe in marcia. Da qui si proseguì a piedi per Schievenin. La strada era distrutta dai tiri e ostruita da case crollate. Trovavo batterie abbandonate e armi d'ogni genere. Arrivai a Schievenin, che cominciava la notte, tra le cupe montagne irte di cime. Vi erano baracche illuminate e tutto attorno i falò gli accampamenti. Gli ufficiali del comando stavano a mensa in una baracca. Consegnai il bollettino a un ufficiale dello Stato Maggiore che, appena lo lesse, si rivolse come impazzito verso gli altri gridando «Viva l'Italia, viva il re!». E subito lo si lesse ad alta voce. Vennero portate bottiglie di vino abbandonate dagli austriaci. Uno disse di leggere il bollettino alle truppe accampate di fuori. Lo stesso ufficiale si fece sulla porta e gridò nel buio:
truppe della 50ª divisione, attente, che vi devo dare una notizia che vi interessa. L'ufficiale vi metteva tutta la sua voce, urlava le parole e quando finì un grido solo riecheggiò da ogni parte della valle e prima radi, poi fitti, incominciarono gli spari e i fuochi si moltiplicavano con vampate di balisiste. Noi si rideva, eravamo come ubriachi e veramente si beveva con avidità il vino lasciato dal nemico. La divisione il giorno dopo sarebbe entrata in Feltre e dovette ritornare a Crespano per trasportare tutti i cariaggi in avanti. Avvicinandomi alla pianura si sentiva diffondersi tra le colline e il Grappa un suono di campane che proveniva da tutti i paesi che ancora avevano in piedi il loro campanile. Un suono vasto, fuso, come un fremito nell'aria suscitato da un vento incessante. Vi usciva piacevole e stupiva, poi ci si accorse che dal principio della guerra non avevamo mai sentito le campane. Dall'alba al tramonto, per giorni di seguito, quei paesi non si stancarono di suscitare questo suono diverso dalle artiglierie che tanto predominavano e vi si sentiva quasi un'ostinazione a invadere e riconquistare il cielo. Adesso vengono le ultime righe, le parole secondo me più toccanti. Alcuni soldati della mia compagnia, quelli che più avevano lavorato, stanchi e feriti leggeri, non potendo seguirla nella marcia in avanti, erano scesi a Crespano. Neri come fumo, sporchi, stracciati, con fasciature spicciative alle mani o alla testa, sfiniti nel volto, ma accesi di sangue alle labbra e di vita negli occhi. Cercai imprimerli nella memoria, perché ormai ero certo che aspetti simili non sarebbe stato possibile rivederli mai più. Pareva avessero impegnato tutta la loro forza per fare l'amore, o per una corsa accanita e sorridevano pesantemente, come non sapessero essi stessi cosa avessero fatto e perché. Grazie. La ringrazio, consigliere. La parola al consigliere Dus. Sì, buongiorno a tutti. Confesso che è con emozione e con sicuramente onore che prendo la parola oggi qui per ricordare quello che è sicuramente un avvenimento che per chi della mia generazione lo vive con probabilmente un distacco dettato dalla storia che continua a passare, dagli anni che continuano a passare. Per questo ringrazio chi ha così volutamente e insistentemente deciso di organizzare questo incontro così importante oggi, un incontro che ha non solo lo scopo appunto di ricordare, ma ha lo scopo anche di non dimenticare quello che è stato. Ripetere gli errori del passato è un esercizio facilissimo. Quegli errori speriamo che non ritornino più e naturalmente è più complicato ma enormemente più serio provare a imparare degli errori che si sono stati commessi per non ripeterli. Quelli che sono stati citati prima, i ragazzi del 99, per me sono altri, perché io quando sento parlare dei ragazzi del 99 mi vengono in mente i giovani di oggi del 1999. E quindi già questa associazione che probabilmente per me e per voi è different lascia capire quanto il tempo sta incidendo sulla memoria. Per questo credo che uno degli scopi di questa giornata sia quello di ricordare e di non dimenticare. È sicuramente un momento importante e mi fa molto piacere che oggi siamo così numerosi, che lo stiamo vivendo così intensamente. Spero che queste celebrazioni possano continuare con la stessa intensità anche in tutto il 2018. Grazie. Grazie dell'intervento, consigliere Dus. La parola al consigliere Maset, prego. Grazie e buongiorno a tutti. È veramente anche da parte mia un grande onore essere qua oggi e non vi nascondo anche
un sentimento di profonda emozione, perché io ho avuto il nonno materno che ha dato il suo contributo nell'ultima parte della Grande Guerra e il papà che invece ha dato il suo contributo nella Seconda Guerra Mondiale, sia con la campagna di Grecia e Albania, e poi anche ha vissuto i drammi del campo di concentramento in Germania. Quindi anche quelli sono dei sentimenti che hanno generato poi dei valori che il papà mi ha trasmesso e che ho sempre ben vivi nella mia memoria. Il conferimento di questa cittadinanza onoraria è certamente un importante attestato di stima. È un senso di profonda gratitudine della città e dei nostri concittadini verso coloro che con senso del dovere, amor patrio e grande coraggio sono stati determinanti per le sorti del nostro Paese e sono stati determinanti come comunque tutti i miei colleghi, dal signor Sindaco ai colleghi che mi hanno preceduto, hanno detto, sono stati determinanti per quello che è stato poi il proseguo della nostra società, del nostro sviluppo, del nostro benessere e di tutto ciò che poi noi negli anni a venire abbiamo conquistato ed ottenuto. La loro abnegazione è il nobile esempio, è stata una luce viva che ha sempre illuminato il nostro ricordo, il mio ricordo in particolare per le esperienze personali che vi citavo prima. Un ricordo doveroso e giusto, direi, è questo conferimento e anche le commemorazioni che seguiranno. Un ricordo e non un festeggiamento, perché purtroppo, ma doverosamente, la guerra si ricorda, ma non si festeggia. Grazie. Grazie consigliere Masetta per il suo intervento. Ci sono altri consiglieri? Bene. A questo punto io direi di approvare la delibera, visto che è anche corta e molto sintetica e molto importante, direi di leggerla. Conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria dei caduti della Grande Guerra 1915-1918. Il Consiglio Comunale, premesso che nell'anno prossimo 2018 ricorre il 100° anniversario della conclusione della Prima Guerra Mondiale, con la vittoria dell'esercito italiano, cui è per sempre legato il nome di Vittorio Veneto, che per l'occasione sono previste varie iniziative di commemorazione alle quali la nostra città darà pieno e convinto contributo. Preso atto che in data 30 ottobre 1967 il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto approvò con voti unanimi la proposta del Sindaco di conferire nel corso dell'anno successivo la cittadinanza onoraria della città a tutti gli ex combattenti della Grande Guerra 15-18, virgolettato, nell'intesa che all'adozione del formale provvedimento si sarebbe provveduto in forma solenne nel corso del 1968. Che, in adempimento a tale impegno, il Consiglio Comunale, con la deliberazione 81 del 30 giugno 68, conferì la cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto ai reduci italiani della Grande Guerra per celebrare l'amor di patria, la capacità di sacrificio, lo spirito di unità di tutti gli italiani. Che con legge 18 marzo 1968 numero 263 venne istituito l'Ordine di Vittorio Veneto con il solo grado di cavaliere, presieduto dal Presidente della Repubblica, al fine di esprimere la gratitudine della nazione a tutti i soldati italiani che avevano combattuto almeno 6 mesi durante la Prima Guerra Mondiale, agli insigniti della Croce di Merito di Guerra e ai combattenti eventualmente ancora viventi nelle guerre precedenti. Che con il passare del tempo il numero degli insigniti dell'ordine è andato via via scemando fino ad estinguersi con la scomparsa nel 2008 di Delfino Borroni, l'ultimo reduce italiano della Grande Guerra. Considerato che,
Per effetto di quanto sopra evidenziato dei combattenti della Grande Guerra, ormai tutti scomparsi, resta alle loro famiglie e alla comunità la memoria associata alla cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto, mentre ciò non può avvenire per quanti sono caduti sul campo di battaglia o a seguito di ferite subite combattendo o comunque prima di compiersi del 50° anniversario della fine della Grande Guerra. Conferendo oggi la cittadinanza onoraria a tutti quanti hanno combattuto per l'onore dell'Italia e contribuito sul campo alla vittoria, Vittorio Veneto, che con quella vittoria ha visto il suo nome intitolare una delle pagine più gloriose della storia del nostro Paese, intende onorare, sia pur simbolicamente, un debito di devozione e di gratitudine alla memoria di tutti coloro che per questa pagina hanno scritta e considera suo altissimo onore associare per sempre il suo nome al nome di ciascuno di essi. Richiamato il regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria approvato con propria deliberazione numero 7 del 28 marzo 2008. Preso atto che la prima Commissione Consigliare Affari Istituzionali e Attività Culturali ha esaminato la proposta nella seduta dell'11 aprile 2017, giusta verbale in atti, visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 2000, testo unico degli enti locali, delibera di conferire la cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto a tutti i combattenti italiani della Grande Guerra, caduti sui campi di battaglia o per effetto di ferite subite nei combattimenti o scomparsi precedentemente al 50° anniversario della vittoria. 2. Di demandare al sindaco, conformemente a quanto previsto nel vigente regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria, il compito di stabilire le modalità per il rilascio del titolo di cui sopra, predisporre l'attestato relativo, dare ampia divulgazione a quanto deliberato con il presente atto, interessando soprattutto le associazioni combattentistiche ed arma, nazionali e periferiche, raccogliere e conservare in apposito elenco i nomi di coloro per i quali è stato emesso l'attestato. A questo punto, ricordando che nel 1968 la citata deliberazione 81 che conferì la cittadinanza onoraria ai reduci italiani della Grande Guerra del 30 giugno 68, ricordando che fu votata per acclamazione, io propongo che la votazione sia anche questa per acclamazione, se siete d'accordo. Bene, allora con un applauso direi di sancire questa votazione. Vi ringrazio per gli interventi anche molto profondi. Vi ricordo e ricordo al pubblico che dalle ore 10 la Tenda TV, la TV locale, trasmetterà anche la cerimonia del 4 novembre, dove sarà presente l'onorevole Paolo Baretta, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla quale naturalmente siamo tutti invitati. Vi ringrazio consiglieri, veramente di cuore. Ringrazio il pubblico che ci ha seguito dalla sala e anche chi ci ha seguito da casa. Grazie mille ancora. Al prossimo Consiglio Comunale.
Sta per iniziare la cerimonia commemorativa per il 99° anniversario della vittoria, giornata dell'unità nazionale e delle forze armate e del combattente. Sono già presenti in piazza i gonfaloni dei comuni di Cappellamaggiore, Cordignano e Follina. È inoltre presente in piazza il picchetto armato del 184° battaglione Cansiglio di Treviso. Affluiscono i labari e i gagliardetti delle associazioni combattentistiche d'Arma, precedute dal medagliere provinciale del Nastro Azzurro e dal labaro dell'Associazione Cavalieri di Vittorio Veneto. Il gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorato di croce al merito di guerra, medaglia d'oro al valor militare e croce d'oro al merito dell'esercito, fa ingresso sul luogo della cerimonia. Il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, onorevole Pierpaolo Baretta, fa ingresso sul luogo della cerimonia e passa in rassegna allo schieramento. Aspetta la tromba. Vai.
Avrà ora luogo la cerimonia dell'alza bandiera. Celebriamo il 96esimo anniversario della designazione del Milite Ignoto e delle solenni onoranze che gli vennero tributate. Viene data lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa al Milite Ignoto, poiché egli è simbolo di quanti caddero in guerra e ai quali non poterono essere tributati riconoscimenti individuali. Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese. Prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senza altro premio, sperare che la vittoria e la grandezza della patria. 24 maggio 1915, 4 novembre 1918. Viene ora deposta al monumento una corona ai caduti da parte del sindaco di Vittorio Veneto e dal sottosegretario di Stato onorevole Pierpaolo Baretta, dal rappresentante del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di brigata Angelo Ristuccia, comandante della brigata Ariete, e dal presidente della consulta delle associazioni combattentistiche d'arma di Vittorio Veneto, cavalier Riccardo Bertolini.
Il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, porge il saluto alle autorità e a tutti i convenuti. Buongiorno a tutti e benvenuti alla cerimonia ufficiale per il 4 novembre 2017. Un grazie anzitutto alle scolaresche presenti che si uniscono idealmente agli oltre 400 studenti che in questo momento in pista di atletica stanno tentando di superare con una staffetta il record di 2 ore, 2 minuti e 57 secondi del percorso della maratona, segnando un'altra tappa nel percorso di avvicinamento all'Eroica Marathon, uno dei grandi appuntamenti che vedranno la nostra città come protagonista nel 2018. Un ringraziamento alle autorità civili, militari e religiose intervenute, in particolare al sottosegretario all'Economia e alle Finanze Pierpaolo Baretta, all'onorevole Floriana Casellato, al prefetto Laura Lega, al comandante della Brigata Ariete, generale Angelo Ristuccia, qui in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, e a Sua Eccellenza il nostro Vescovo Corrado Pizzeolo. Un grazie alle associazioni combattentistiche d'Arma e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata, che rappresenta un momento importantissimo per la concomitanza di diverse celebrazioni, e agli amministratori locali, tutti colleghi che si sono uniti qui oggi a noi. Il Consiglio Comunale, cosa per la quale ringrazio sentitamente tutti i colleghi consiglieri che erano presenti, ha questa mattina deciso e votato all'unanimità per acclamazione, esattamente come 50 anni fa, di concedere, e questo per la città è un onore, la cittadinanza onoraria a tutti i caduti della Grande Guerra. Oggi è la giornata delle Forze Armate, alle quali esprimiamo oggi tutto il nostro riconoscimento per il costante sforzo profuso nella difesa del nostro Paese. In questo periodo le Forze Armate, in particolare l'Esercito, sono impegnate in numerosi teatri operativi nel cosiddetto Mediterraneo allargato, per evitare che l'Italia sia oggetto dei riverberi delle tante crisi aperte nel mondo. In un mondo globalizzato non esistono più aree che possono essere considerate lontane e quindi non di interesse. In Kosovo, Iraq, Afghanistan, Libano, Libia, i nostri militari sono in prima linea per contribuire alla stabilizzazione e alla protezione delle popolazioni locali colpite dalla guerra e terrorismo e per portare un tangibile e concreto aiuto nello sviluppo di quei territori. Ma il loro impegno non si ferma qui. Anche il nostro territorio nazionale vede i nostri militari, donne e uomini, intervenire nella difesa della sicurezza con l'operazione Strade Sicure e nei terremoti, nelle emergenze idriche e nelle alluvioni. Senza dimenticare la bonifica di ordigni esplosivi delle 2 guerre mondiali che impegna con centinaia di interventi i reggimenti dell'Arma del Genio, specie nel nord Italia e in particolar modo tra il Veneto e il Friuli, dove più forte è il pericolo per tanti ordigni ancora disseminati nel territorio, triste eredità del primo conflitto mondiale. Oggi celebriamo anche la festa dell'unità nazionale e non ci può essere unità d'Italia dove non c'è rispetto e solidarietà. Non ci può essere unità nazionale negli egoismi e nelle frammentazioni. L'Italia può e deve giocare un ruolo fondamentale in uno scacchiere internazionale sempre più complesso, solo se si presenta unita, forte delle sue molteplici peculiarità e diversità, che sono una ricchezza. Forte come forti furono i 6 milioni di italiani chiamati alle armi nella Grande Guerra, come i ragazzi del 99, richiamati alle armi non ancora diciottenni, e che videro il loro battesimo del fuoco dopo la rotta di Caporetto sul Piave. Sì, perché oggi è anche, particolarmente per la nostra città, il 99esimo anniversario della fine della Grande Guerra. Oggi, 99 anni fa, con la vittoria di Vittorio Veneto scoppiava la pace sul fronte italiano, seguita a ruota una settimana dopo dalla cessazione delle ostilità in tutta Europa. L'inutile strage, come l'aveva definita Benedetto XV nella sua lettera ai capi dei popoli belligeranti, era finalmente conclusa. Questa giornata segna per noi l'inizio della fase cruciale delle commemorazioni del centenario, mentre si ricorda il 100° anniversario della battaglia di Caporetto e della prima battaglia del Piave. 100 anni fa,
dopo la rotta di Caporetto che segnò un momento di drammatico tanto per il Regio Esercito quanto per la popolazione civile, che vide in pochi giorni 700.000 persone divenire profughi sia nei territori occupati sia nel resto del Paese, l'Italia intera si unì, abbandonò ogni forma di divisione e, pervasa dallo stesso spirito che a Pozzuoli, a Ragogna, sul Grappa e sul Piave consentì di arrestare l'avanzata austro-tedesca, comprese il senso profondo del proprio essere Paese. Allo stesso modo, 100 anni dopo, siamo chiamati ad uno sforzo collettivo e comunitario, ad un sacrificio che, a pensarci bene, è molto meno gravoso di quello chiesto ai nostri avi. Per uscire dalla crisi economica e morale degli ultimi anni, l'unica via è l'impegno comune, la collaborazione solidale nell'interesse della comunità, tralasciando egoismi ed individualismi. 100 anni dopo, un terribile Lande Afan che unì in un destino tragico tutti coloro, occupanti e occupati, che vissero e morirono in questi territori tra il 1917 e il 1918, parte per noi oggi un anno intenso di commemorazione, ricordo, analisi della storia e della contemporaneità, di proiezione al futuro per una città che tanto ha dato alla storia italiana e mondiale. Viviamolo appieno, senza divisioni e senza reticenze, senza narcisismi e senza debolezze, perché è un anno irripetibile, che la provvidenza ci ha dato in sorte di vivere, che abbiamo il dovere di vivere per non dimenticare quello che è stato. Grazie, viva Vittorio Veneto, viva le Forze Armate, viva la nostra Italia. Prende la parola per la commemorazione ufficiale il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, onorevole Pierpaolo Baretta. Signora Prefetto, signor Sindaco di Vittorio Veneto, città medaglia d'oro, autorità civili, militari, religiose, cari cittadini, è stato detto che i morti sopravvivono nella memoria dei vivi. Oggi siamo qui per ricordare i molti, donne e uomini, soldati e civili che in queste terre, tra queste valli e montagne, hanno combattuto. Sono morti per la patria, sono morti per la libertà. Li ricordiamo e li teniamo in vita con la nostra memoria. Teniamo in vita il loro sacrificio affinché possiamo rafforzare in noi il senso del nostro stare insieme come popolo per consolidare la nostra identità nazionale, affinché la pace, la convivenza, il dialogo, la solidarietà siano più forti della violenza, dell'odio, dei conflitti, dell'egoismo. Sono i valori della nostra Costituzione, ma che mai dobbiamo dare per scontati. Ce lo ricordano ogni giorno i nostri militari, le nostre forze di polizia, impegnati nelle missioni di pace nel mondo, nelle strade dei nostri quartieri, fuori dalle stazioni ferroviarie e dalle metropolitane, nell'operazione Strade Sicure, a garanzia della nostra incolumità contro la minaccia terroristica, in mare nel salvataggio di tante vite umane. Di tutto ciò, del loro impegno costante che ci rassicura, ringraziamo ed onoriamo le Forze Armate, i corpi di polizia e con loro i moltissimi qui nel nostro Veneto, volontari civili che li aiutano. Oggi qui, come ogni 4 novembre, da 100 anni a questa parte, ricordiamo la fine vittoriosa di una guerra sanguinosa, iniziata per essere rapida è diventata lunga, troppo lunga, voluta o subita da una miopia politica che portò in pochi mesi, per un succedersi di avvenimenti incontrollati, un continente in pace a trascinare se stesso ed il mondo intero in uno scontro fratricida consumato nel cuore dell'Europa, che lasciò il vecchio continente con ferite profonde che solo pochi anni più tardi sarebbero sfociate nei nazionalismi fascista e nazista ed in un nuovo vortice fratricida. Ci vollero altri morti, un altro tragico conflitto per trovare la pace e la libertà
in Europa e per unificarla. Ma proprio in questi giorni, un secolo fa, in quel faticoso ottobre del 1917, si consumava una tragedia non solo militare ma nazionale, di identità e di valori. La sconfitta di Caporetto, che sembrava irreversibile per le sorti dell'Italia. Ma non fu così. Il coraggio di un popolo, la determinazione e la caparbietà delle nostre donne e dei nostri uomini di allora, un mutato atteggiamento generale del Paese ci consentì di uscire dalla crisi che si trasformò rapidamente in una riscossa. Un anno e poco più di 160 chilometri separano Caporetto da Vittorio Veneto. Nell'immaginario collettivo due storie in antitesi, la tragedia e la vittoria, il tracollo e la rinascita. Ma la strada per Vittorio Veneto inizia a Caporetto. Non fu una tragedia necessaria, ci furono troppi morti, troppe vite spezzate e sacrificate, troppa disorganizzazione, troppo scetticismo nel Paese, troppi errori politici e militari. Ma senza dubbio servì da presa di coscienza, da voglia di ribellione e riscatto, servì da risveglio, diventò catarsi. Solo dopo Caporetto l'intera nazione scese in guerra. Solo dopo Caporetto l'esercito si riprese e nacque la riscossa, dalle sponde del Piave e sulle cime del Grappa, che portò alla liberazione di Vittorio Veneto e a quella battaglia dei 10 giorni che sancì la fine gloriosa e vittoriosa della grande guerra nel nostro Paese. Da Caporetto a Vittorio Veneto, come dimostrano recenti letture storiche, ci fu quella che si definisce guerra totale, un intero Paese deciso di combattere non solo per sconfiggere il nemico, ma per fare in modo che la nazione, quella nazione che aveva finalmente trovato la sua unità solo pochi decenni prima, con altrettanti sacrifici e altrettanti entusiasmi, non si disgregasse. Fu vittoria militare, decisiva peraltro la capacità del nuovo Stato Maggiore nel motivare e di organizzare le truppe, ma non solo, fu vittoria di popolo. La grande storia è fatta di grandi scelte e di piccoli frammenti, di episodi marginali ed eventi eccezionali. Procede per onde lunghe e per punti di rottura. Un insieme di storie e di uomini e di donne che nel loro racconto individuale e corale sono in grado di cambiare i destini di una nazione e di un popolo. In questa dimensione anche i gesti assumono un'importanza che va oltre il loro significato oggettivo. Le corone, i fiori che ogni anno depositiamo in tutti gli 8.000 comuni italiani per ricordare i nostri morti sono il doveroso omaggio che lo Stato rende a quanti tanti hanno col loro sacrificio difeso, costruito e onorato l'Italia e ci hanno consentito di viverla liberi e di amarla. La loro memoria è affidata a questi luoghi che sono al tempo stesso simbolo e realtà, testimonianza e monito. Ciò è tanto più vero qui, a Vittorio Veneto, che è stato il teatro ed il protagonista della nostra rinascita nazionale. Per il resto, qui a Vittorio Veneto inizia oggi quel cammino che ci porterà esattamente tra un anno di nuovo qui a celebrare solennemente l'anniversario della vittoria e con essa la pace. Celebriamo la vittoria perché ci dà la forza di perseguire con coraggio i nostri obiettivi collettivi. Celebriamo la pace perché ci dà la speranza di un mondo migliore, quel mondo migliore per il quale siamo chiamati ad impegnarci ogni giorno. Viviamo infatti un periodo di forte incertezza, ma anche di grandi opportunità. Usciamo da una crisi economica che ha allentato legami sociali e rimesso in discussione i nostri livelli di benessere, le nostre certezze sociali e purtroppo ha accresciuto le disuguaglianze. Ma intravediamo segni concreti di ripresa, di fiducia, di possibilità. Sono sfide morali ed etiche che la politica deve raccogliere, cercando attraverso la sua azione quotidiana di ascoltare le domande di tutti, ma di affrontare prima di tutto i bisogni delle fasce più deboli e bisognose della popolazione. L'azione del Governo è costantemente impegnata per superare le difficoltà di risorse,
di strumenti, di impedimenti che ci rallentano. Lo facciamo convinti che ci siano le condizioni per riuscirci, perché le potenzialità e le opportunità di cui dispone l'Italia sono innumerevoli e dobbiamo metterle a frutto, perché l'intelligenza e la capacità di lavoro del nostro popolo è riconosciuta e va valorizzata, oggi come 100 anni fa. Solo così potremo garantire ai nostri figli quel futuro migliore. Solo così, nella nostra memoria e nel nostro impegno, potremo chiamarci degni dei padri. Solo così potremmo onestamente proclamare quelle impegnative parole che anche oggi con sincera determinazione pronunciamo. Viva il 4 novembre, viva la Repubblica, viva l'Italia! Si svolge ora la cerimonia di premiazione della terza edizione del premio Vittorio Veneto Città della Vittoria. Nell'ambito del centenario della Grande Guerra, il Comune di Vittorio Veneto, in collaborazione con lo Stato Maggiore dell'Esercito, ha istituito questo premio annuale riservato al personale militare dell'Esercito italiano. Il premio si articola in 2 sezioni. La prima sezione, La vittoria è la pace, premia un atto eroico e di alto valore morale e professionale in un'operazione di pace o di tutela dell'ordine pubblico anche in ambito internazionale. La seconda sezione, Concorso al bene della collettività nazionale, premia un atto eroico o di alto valore professionale in occasione di pubbliche calamità o di bonifiche da ordigni bellici. Per la sezione La vittoria è la pace viene oggi premiato il caporal maggiore scelto Giuseppe Galletta, effettivo all'epoca dei fatti presso il 132° Reggimento Artiglieria Terrestre Ariete di Maniago. Da lettura della motivazione l'assessore Barbara De Nardi. Graduato di artiglieria, impiegato nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel corso di un servizio di vigilanza in qualità di capo muta presso la stazione centrale di Milano, congiuntamente a un gregario e a un agente della polizia ferroviaria, con ferma determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava a fronteggiare una vile e brutale aggressione perpetrata da un individuo il quale, all'atto dell'identificazione, proditoriamente attaccava la pattuglia con 2 grossi coltelli. Benché attinto da un fendente alla spalla, con spiccato coraggio e singolare perizia, senza usare l'arma in dotazione, continuava nell'azione fino a disarmare e immobilizzare l'aggressore. Per motivi di servizio il premiato non è oggi qui presente. Ritira il premio il primo maresciallo Giovanni Di Ciccio della Brigata Ariete. Consegna la pergamena il sottosegretario di Stato onorevole Pierpaolo Baretta. Consegna la medaglia il sindaco Roberto Tonon. Per la sezione Concorso al bene della collettività nazionale viene premiato il primo maresciallo luogotenente Luigi Crocco, effettivo presso il 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta. Da lettura della motivazione del premio l'assessore Barbara De Nardi. Sottufficiale, impiegato nell'ambito dell'operazione Sabina, ha operato con straordinario impegno, temperamento e fermezza nelle complesse attività operative e logistiche svolte in supporto alla Task Force Marche. In particolare, impiegato quale responsabile di un importante e complesso lavoro finalizzato alla demolizione di un edificio in cemento armato, danneggiato a seguito del sisma avvenuto nel comune di Ginesio,
dimostrava grande senso pratico e competenza nel coordinare le macchine di cantiere, permettendo l'esecuzione di lavori rischiosi sia per le imponenti dimensioni, sia per il peso degli elementi strutturali da abbattere. In tale contesto, l'opera fornita consentiva al Comune l'avvio delle opere finalizzate alla realizzazione nella medesima area di soluzioni abitative per l'emergenza a favore dei propri residenti. Il premiato è impossibilitato a partecipare. Ritira il premio il tenente Federico Arconi. Consegna la pergamena l'onorevole Floriana Casellato. Consegna la medaglia il generale di brigata Angelo Ristuccia. Il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, onorevole Pierpaolo Baretta, lascia il luogo della cerimonia accompagnato dal sindaco Roberto Tonon e dal generale di brigata Angelo Ristuccia. Il gonfalone della città di Vittorio Veneto lascia il luogo della cerimonia. Lasciano lo schieramento i labari e i gagliardetti delle associazioni combattentistiche ed Arma.
La cerimonia volge al termine. Il Comune di Vittorio Veneto e la consulta delle associazioni combattentistiche d'Arma ringraziano quanti hanno partecipato e rivolgono a tutti un sentito arrivederci.